Sereno Pontoni, prima tappa per questa bellissima manifestazione, da te dovuta in un certo senso, perché qui si respira nafta, si respira miscela, si respira il passato, si respira l'Evergreen. Bene, qui quando volete venire, ho sempre detto, tutti possono venire, ma oggi è una festa particolare perché il gruppo di Rivignano ha organizzato, anche se stamattina è venuto un temporale. Ho saputo che c'è stata anche una grandinata in zona. Sì, è stata una grandinata, però adesso viene fuori il sole e speriamo bene. Ad ogni modo è andata bene, sono tutti contenti e speriamo bene per il futuro. Chi vuol venire può sempre venire, con un bicchiere di vino c'è sempre. Certo, e soprattutto anche un buon salame. È un buon salame, grazie. Questo l'abbiamo assaggiato, l'abbiamo sentito. Senti, quante tra vespe, motorini e macchine hai qua dentro? 170 motorini, fino a 200 di cilindrata, sono più cinquantini, e 7 macchine. Periodo? La macchina più vecchia ha 93 anni, dopo 90 la più giovane è del 58, quella della Regina. Perché tu c'hai anche il Brexit qua, no? Sì, quella della Regina d'Inghilterra. Sì, adesso è diventata extracomunitaria. È extracomunitaria, mi toccherà pagare le tasse. Certo, poi magari chiedili come clandestino, ti danno anche i soldi. Vediamo, parlerò, grazie. Divertita signora? Divertita, no? Bella giornata. Ah sì, una bella giornata, molto, sì. Magari ripete ogni idea, no? No, il guaio ogni idea così, non si può. Bisogna. Sì, ma se non ci fa noi, non si può. No. Sì, appunto, io tutto dopo qua, ma va bene. Andata bene? Andata bene? Sì. Divertito? Peccato un po' il tempo, no? Purtroppo, ma comunque siamo rimasti, i più fedelissimi siamo rimasti lo stesso, anche se il tempo... È una cosa importante, no? D'accordo anche lei? D'accordo, benissimo. Poteva andare meglio, no? Potevamo divertirsi di più. No, ma adesso siamo tutti felici, l'Inghilterra è andata fuori dalle balle e noi siamo tutti felici. Sentiamo qua la signora, contenta di questa giornata? Benissimo, grazie. Sì, non stai filmando, No. Non sei in radio, Non sei in radio? Signore, contento? Contentissimo. Dell'Argentina? Del Venezuela, sì, peggio che l'Argentina. E allora sono qua per un paio di mesi, tutti gli anni vediamo fare le sagre, San Pietro a Zompicchia e le sagre. Siamo amici qua della famiglia Bartoli, lei è la moglie di Franco, e allora ce la passiamo bene con i paesani e a mangiare e bere anche un po' troppo. Però insomma il Friuli non si dimentica. Mai dimenticarlo. Io sono 70 anni che faccio l'emigrante. Del 47 ero nelle miniere in Belgio di carbone e di lì Venezuela per 60 e più anni. Perché lei ha trovato tutto pronto? Tutto pronto. E vengo sempre. Zompicchia è un paesello, però mi piace, sono nato e vengo volentieri perché ho ancora tanti amici. E poi insomma questi momenti servono anche un po' per ricordare, no? Allora, l'emigrante che sta a 15-20 anni o 10 anni senza venire, quando viene non trova tutto cambiato, invece venendo tutti gli anni ho mantenuto quella cerchia di amici che adesso sto pensando se tenerli o mollarli perché sono un disastro. E mi piace venire fino a quando posso. Sono vicino ai 90 anni e fino a quando posso vengo qui alla Sagra dai Emui e Zompicchia e San Pietro e San Paolo oggi, ieri, oggi e domani è l'ultimo giorno. Bene, buon proseguimento. Bene, grazie a lei. Bertoli, contento, è stata molto bene, no? Sì, è stata, malgrado il tempo, è stato veramente un mezzo successo, però sono stato veramente contento. Insomma, un'esperienza che va sempre ripetuta.
Certamente, certamente, perché questa è la nona edizione, e le altre 8 edizioni sono state veramente ben fatte. Quest'anno purtroppo il tempo è andato come voleva, ma tutto questo successo è dovuto anche alla signora Mariute, che è il deus ex machina della festa di Flambruzzo. Dai Emui. Dai Emui, certo, dai Emui, no? E vogliamo fare pubblicamente un ringraziamento alla signora Mariute che poi fa un sugo particolarmente buono che attira tutti i motociclisti del Friuli. Ma se te Mariota sai che dire, Mariota sai dire. Senta, per italiano? Indifferente. Bom, allora, che il sugo qui per Furlan, che il sugo qui alle Heinz che lo fanno, tanti Heinz, che io so anche stufa di farlo, però loro lo apprezzano sempre, io sono contenta di farlo. E hai gusto che vengono a Flambruzzo a fare la festa dalle moto, hai gusto. Però vorrei che cambiassi anche un po' il sugo, il ragù, no? Sempre che, no? Ti detto tu? Io ho i dischi, tu hai ragione, però vi domandato al Nilo, e il Nilo è che costa massicchiare. Allora... Chi non ha capito la battuta la capirà dopo. Sì, appunto, sì. Comunque, sì, no, ringrazio tutti anch'io, dai. Per la partecipazione, sì, anche ieri sera era tanta gente, peccato che abbiamo questa emozione. Insomma è un marchio di fabbrica. Sì, ormai sono tanti anni che la facciamo, sì, dai. Adesso sono tanti giovani che io... Spazio sei giovani. Che io apprezzo i giovani, se io do spazi anche a loro. Però vorrei che i giovani si lasciano a vendere la lotteria. E invece a mi mandi semplicemente se sono culettato un po' che potrei stare sentada. Grazie e arrivederci. Allora adesso andiamo a sentire, venga a sentire il formaggio a Basaldiele. Lasciala. Tutti del formaggio. Lasciamo stare il formaggio, perché il formaggio purtroppo è una cosa che sì, si parla di latte, di mucche avanti. In Europa lo fanno in nome con la chiarta. Beh, in Europa lo fanno un po' con tutto. Allora anche il polvar, dopo bisogna capire che intendi per polvar. Ecco. Se è latte, se è polvere, non so. Allora anche il polvar giusto. Certamente avremo quella polvere giusta. No, che sei in Furlan se continui la tradizione. Noi friulani continuiamo a avere le vecchie tradizioni, non se ne parla. Europa exit. Venga a sentire, allora, sarà da ben voi. Dai, cercare. Sua risposta è tutto un programma. Invece il Presidente cosa dice? Poteva andare meglio, ma prendiamo quello che viene. I Presidenti che sono sempre che fanno i conti. I conti. Lo fanno in nome per stare insieme e basta. Ma con quanti sa Flambruzzo perché i conti invece i Ducas, no? I conti, i Ducas e i Muschins.